Per fare il legno ci vuole l'albero, per lavorare il legno ci vuole Mercator, azienda specializzata nel settore del commercio di macchine utensili, impianti e attrezzature usate per la lavorazione del legno. 13.000 metri quadri da visitare, 2 magazzini con vasta scelta. Tutte le macchine proposte sono disponibili e visibili. Mercator, garanzia, professionalità, serietà a portata di mano. Continuano le operazioni per lo spegnimento e contenimento dell'incendio sul Carso Goriziano. Il dispositivo messo in campo dai Vigili del Fuoco è lo stesso della serata di ieri. Oltre ai Vigili del Fuoco italiani sono presenti quelli sloveni con una cinquantina di uomini, personale del Corpo Forestale regionale, i volontari antincendio boschivo della Protezione Civile e forze di polizia che svolgono le operazioni di supporto di loro competenza. Mentre alcune squadre sono impegnate nello spegnimento e bonifica dei focolai, altre presidiano abitazioni e infrastrutture potenzialmente messe a rischio dall'incendio. Nella mattinata tra il casello autostradale dell'Isert e Sablici è stato segnalato un focolaio che è stato prontamente spento e bonificato dai Vigili del Fuoco assieme ai volontari AIB. Il focolaio non ha interferito con il traffico autostradale e nemmeno con quello ferroviario. Sul Carso continuano anche le operazioni di lanci d'acqua da parte degli elicotteri regionali e dei 2 Canadair del Corpo Nazionale. Altri 2 Canadair sono impegnati per un incendio boschivo a Taipana, dove è presente anche una squadra di terra che sta rifornendo la vasca dalla quale gli elicotteri regionali si forniscono d'acqua che poi scaricano sull'incendio. Per quanto riguarda gli interventi per messa in sicurezza di coperture di tetti e infrastrutture a seguito del maltempo, nella notte del 26 luglio scorso nel Friuli occidentale, i Vigili del Fuoco stanno completando gli ultimi interventi. Con l'allentamento delle misure pandemiche è tornato con forza a scorrere il traffico su tutta la rete di autovie venete. Dall'inizio della stagione estiva i flussi veicolari risultano addirittura maggiori rispetto al 2019, anno che precede l'emergenza sanitaria. Se 3 anni fa i transiti registrati dal 1 giugno al 24 luglio erano stati 8.325.000 lungo i 210 km della rete autostradale, quest'anno sono 8.405.000, più 0,96% rispetto al 2019, più 5,28% rispetto all'anno scorso. Il dato era stato ancora più positivo fino alla settimana precedente, più 1,76% rispetto al 2019 e 6,72% rispetto al 2021. All'incendio sul Carso che ha penalizzato i transiti da e verso Trieste nelle giornate del 19, 20 e 21 luglio. A tal proposito, la gestione tempestiva dell'incendio e la sinergia messa in campo da Autovie, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Corpo Forestale ha consentito di far ripartire la circolazione in tempo utile per l'esodo da Bollino Rosso della scorsa settimana. Tutti i dati e le modalità operative per fronteggiare l'esodo e controesodo estivo sono state illustrate nel corso della conferenza stampa organizzata congiuntamente da Polstrada FVG e dalla concessionaria Autovie Venete nella sede della Polstrada di Palmanova. I lavori di attraversamento e completamento del sistema di sgrondo delle acque meteoriche partiranno lunedì 1 agosto e interesseranno il tratto della strada regionale 13 tra Viale Venezia a salvaguardia degli allagamenti nella zona di Rorai in comune di Pordenone. Per la sicurezza delle lavorazioni e della circolazione stradale, i lavori verranno eseguiti durante l'orario notturno e dureranno circa 2 giorni. La viabilità sarà garantita a senso unico alternato e saranno garantiti gli accessi alle attività commerciali e alla viabilità laterale. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale.
Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.